Da Menaggio, sulla riva occidentale del lago di Como, si percorre la statale Regina in direzione di Porlezza. Giunti a Piano Porlezza, frazione di Carlazzo, deviamo a destra risalendo la strada provinciale 10 della Valle Cavarnia. Si prosegue fino a San Nazzaro, minuscolo paesino situato sulle pendici meridionali del Pizzo di Gino. Qualche spazio per parcheggiare è disponibile attorno alla chiesa dei Santi Nazzaro e Celso a 975 metri di quota, che è il punto di partenza della nostra escursione al rifugio Croce di Campo, situato a 1741 metri. Cominciamo la camminata ignorando via Cardè, che piega a destra, e seguiamo invece la ripida stradina che ci indirizza sopra il piccolo abitato. Pochi metri in via Cos Pumbal, una scalinata e una baita sono i riferimenti che ci accompagnano in breve alla prima parte dell'itinerario. È caratterizzata dall'attraversamento di un bel bosco di querce e castagni. A guidarci è l'antica mulattiera che conduce in località Tegnivo, vecchio maggengo e un tempo dimora di minatori. Uscendo dal bosco il panorama si apre a perdita d'occhio, in particolare sul lago di Como e sulle cime che gli fanno da cornice. A est ammiriamo la dorsale che da Cima Pianchette, proprio sopra il rifugio, arriva ai monti Bregagno e Grona. Più lontano, verso sud, ecco i Campelli e il Grignone, sul versante lecchese, e tornando in terra lariana il Galbiga, il Crocione e più a ovest le cime che delineano il confine italo-svizzero dal Sasso Gordona al Monte Generoso. E ancora il passo di San Lucio con l'omonimo rifugio e il Monte Garzirola. Prendiamo quota e ci addentriamo nell'ambiente innevato arrivando in località Tecchio. Qui incrociamo il sentiero delle Quattro Valli e la Via del Ferro. Da questo punto non facciamo altro che seguire il percorso coperto dalla neve disegnato dalla strada che, salendo da San Nazzaro, porta al rifugio. Quest'ultima è un'alternativa alla prima parte nel bosco ed è utilizzata, se sufficientemente imbiancata, da ciaspolatori e sci alpinisti.